Oggi insediamento delle commissioni. Noi siamo stati all'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento. Una nuova iniziativa del deputato Calogero Pisano. Festa in onore della Madonna con processione e fuochi d'artificio. Nuovo scavo a nord della Collina dei Templi, cantiere visitabile dal lunedì al venerdì. La promozione in Serie D del Siracusa. Vendita del Messina, calcio, no a Fabrizio Mannino. Buongiorno da TVA Notizie. Mercoledì, con la prima prova scritta, quella di italiano, inizieranno gli esami di maturità. Oggi alle 8:30 si sono insediate le commissioni. Con le nostre telecamere siamo stati all'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento per seguire le operazioni di insediamento della commissione. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Al via gli esami di Stato, mercoledì 21 giugno nelle scuole italiane si riprendono le prove normalmente dopo la pausa dovuta al Covid-19, 2 le prove scritte previste e un colloquio. In queste ore si stanno insediando le varie commissioni d'Italia nei vari istituti. Sede di esami. Stamani siamo stati presso l'Istituto Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Milena Siracusa. Sì, siamo alla partenza dell'esame di Stato anno scolastico 2022-2023 che ritorna nella sua normalità, quindi tornano le commissioni miste. Questa mattina abbiamo accolto i presidenti di commissione nominati con i commissari esterni, abbiamo consegnato quanto necessario come documentazione e materiale per i loro lavori in un clima di grande serenità, ma conosciamo anche la competenza professionale di coloro che accompagneranno i nostri studenti, che da mercoledì affronteranno prima le prove scritte, le 2 prove scritte, poi il colloquio orale. Un momento certamente di grande valenza simbolica che ricordiamo tutti per averlo vissuto con grande emozione, anche con un pizzico di paura. Ci auguriamo che l'esame venga affrontato seriamente, che ciascuno dei ragazzi possa dare il meglio, come certamente farà, e che si porti dietro il ricordo di un esame importante per tutte le caratteristiche che questo esame porta con sé. Siamo con il professor Vito Ferrandelli, oggi qui all'Istituto Sciascia come presidente della commissione di esami che inizieranno mercoledì. È un esame importante questo di quest'anno perché si riprende normalmente dopo la pausa del Covid. Sì, assolutamente, ritorniamo alla normalità. Con le 2 prove scritte ci sarà anche la presenza dei commissari esterni e avremo il compito importante di creare le condizioni idonee e ideali per dare la possibilità ai candidati, a questi studenti, di esprimere il meglio di loro stessi. Per cui appunto staremo molto attenti alle procedure, ma avremo una grande attenzione anche per creare questo clima di serenità e di tranquillità ai ragazzi, appunto, che stanno vivendo un importante momento del loro percorso di studi, ma anche sicuramente un momento importante della loro. L'esame si svolgerà in 3 giorni con diverse prove, scritte e orali. Sì, avremo il primo giorno la prova di italiano che è comune a tutte le scuole, mentre il secondo giorno sarà dedicato alla prova scritta specifica di ogni indirizzo. E avremo poi il momento appunto dedicato al colloquio orale dove i ragazzi appunto potranno esprimere progettualità, attività, insomma iniziative che hanno affrontato e svolto nel corso dell'anno scolastico e nel corso di tutto il ciclo di studi appunto che hanno affrontato. Sarà un esame importante per i ragazzi perché affronteranno la vita del futuro. Non c'è dubbio, è un momento che segnerà la loro vita, che ha segnato la vita di tutti noi, lo ricorderemo sempre e sarà appunto un momento che segnerà una fase di crescita importante della loro vita.
come avete sentito dai titoli, ancora iniziative del deputato Calogero Pisano per avere un aeroporto ad Agrigento. Vediamo di che si tratta. Dopo il successo dell'Airport Day, il deputato agrigentino Calogero Pisano lancia una nuova iniziativa. Tutti i fine settimana del mese di luglio un gazebo itinerante girerà le piazze delle principali città della provincia agrigentina per consentire ai cittadini di sottoscrivere le quote azionarie della costituenda società Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. La sottoscrizione dell'azione SPA sta andando bene e continuiamo a registrare un forte entusiasmo nell'opinione pubblica, afferma il parlamentare nazionale Calogero Pisano. Con questa iniziativa intendiamo raggiungere capillarmente i cittadini, informarli, agevolarli nella procedura di acquisto delle quote societarie. Modalità, luoghi e orari saranno successivamente comunicati. Intanto positivo è stato il riscontro che si è avuto nella prima 2 giorni di sottoscrizioni, avvenuto presso lo studio notarile Gucciardo, raggiungendo e superando i 350.000 euro di sottoscrizioni. La quota minima delle azioni da sottoscrivere, ricordiamo, è di 1.000 euro e diversi sono stati gli imprenditori che hanno mostrato un forte interesse all'investimento, ma anche privati cittadini che hanno sottoscritto più quote consistenti rispetto alla cifra minima di 1.000 euro. Nel frattempo continuano le interlocuzioni tra il Ministero, l'ENAC e il Comune di Agrigento sulla documentazione da aggiornare e completare i nuovi dati che l'amministrazione comunale di concerto con l'organizzazione tecnica sta provvedendo ad integrare. Intanto ricordiamo il parere dato a suo tempo dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento per mezzo del suo presidente Achille Furioso, che afferma che siamo convinti della sostenibilità economica del progetto di uno scalo aeroportuale nel nostro territorio. L'Ordine, ricordiamo che aveva già preparato nell'ambito delle iniziative condotte in collaborazione con gli altri ordini professionali tecnici un emendamento alla legge di bilancio del 2021 che prevedeva l'apertura di iniziative private con un contributo iniziale per la sua realizzazione e per la gestione dei primi 3 anni. Anche il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola ha sostenuto l'iniziativa che rilancia la necessità di realizzare uno scalo aeroportuale al servizio del territorio agrigentino, anche in considerazione di Agrigento, capitale della cultura 2025. Ieri al villaggio Mosè funzione religiosa in onore della Madonna con processione e fuochi d'artificio. Il servizio di Margherita Truppiano. Don Maurizio, oggi è una grande festa per il Cuore Immacolato di Maria, addirittura con l'incoronazione di una Madonna che va in processione, fuochi d'artificio. Ci racconti tutto? Siamo stati fermi per più di 3 anni dopo il Covid. Siamo stati anche fermi perché eravamo nel pieno dei lavori della costruzione della nuova chiesa. Credo che era giusto e doveroso riprendere le attività parrocchiali perché sono i momenti della nostra tradizione, i momenti della nostra fede. La gente ha bisogno di questi momenti particolari. Abbiamo vissuto una messa solenne, una messa sentita e il messaggio che questa sera ho lanciato è quello di ritornare a quel cuore che è un cuore misericordioso, un cuore umile, perché oggi assistiamo ad un mondo che va verso vie che non ci portano nella via sicura, ma ci portano alla via della perdizione. E allora se scegliamo il cuore di Gesù e il cuore di Maria, credo che riusciremo a migliorare questo mondo. Ognuno deve fare bene la sua parte. Se accostiamo il nostro cuore al Cuore Immacolato di Maria, verranno sentimenti nobili, sentimenti belli. E quindi questa sera la cerimonia cosa prevede? Stasera la cerimonia prevede una processione per alcune vie del quartiere, passerà per le vie. Abbiamo invitato la gente a mettere coperte, ad abbellire i quartieri e quando poi rientreremo per la processione davanti la chiesa assisteremo ai giochi d'artificio, ma nello stesso tempo diventerà un momento di fede per poter dare una testimonianza. Il quartiere in questi ultimi tempi si è veramente rinnovato, si è riqualificato, i campetti qui davanti la piazza che è stata tutta sistemata, una chiesa nuova. Credo che ora dobbiamo darci da fare per costruire un cuore più bello,
un cuore più umano, un cuore che ecco, non è più il cuore di pietra ma il cuore di carne, così come ci invita il Vangelo. Don Maurizio, la Madonnina viene collocata in una cappellina che non è la chiesa principale. Sì, questa è la cappella feriale. Quando abbiamo fatto il progetto con la CEI abbiamo pensato di creare una cappellina diciamo appaltata in un luogo in disparte dove poter celebrare durante la settimana. Ha la capienza di 60 posti e quindi è un bijou, io lo chiamo così, è il luogo dove ci si raccoglie, è il luogo dove la settimana tanta gente nel pomeriggio passa, si inginocchia dinanzi a Gesù sacramentato e vive un momento di preghiera personale. E allora quando abbiamo pensato di realizzare questa cappellina, tutti mi chiedevano: Don Maurizio, però manca un'immagine del cuore immacolato di Maria. La comunità si è mobilitata e quindi su quella colonna metteremo l'immagine del cuore immacolato di Maria. Nuova campagna di scavi a nord della collina dei Templi con sorprendenti ritrovamenti. Vediamo. Partita la nuova campagna di scavo dell'area residenziale a nord della collina dei Templi, finanziata e diretta dal Parco della Valle dei Templi. Sorprendenti ritrovamenti venuti alla luce. Da mercoledì al via le visite guidate al cantiere aperto. Sarà possibile ammirare l'area da vicino, osservare gli archeologi al lavoro durante gli scavi e conoscere l'affascinante storia che i reperti narrano. Ci troviamo all'interno dell'area di scavo posta a monte della Via Sacra. È un intervento scientifico che abbiamo fatto proprio negli ultimi anni e che ha dato da subito dei risultati importanti per come è composto l'area che è stata scavata, che ci dà una lettura immediata e importante di quello che era successo. Questo non fa altro che andare nella politica di approfondimento scientifico intorno agli edifici pubblici della Valle dei Templi, e devo dire che i risultati hanno messo in luce un'attività importante che dà l'esatta realizzazione di quello che si presentava in quest'area. Devo dire che questo cantiere è importante. Nei prossimi giorni, proprio a partire da mercoledì prossimo, sarà aperto alle visite, quindi i visitatori potranno dalla Via Sacra, in un percorso molto indicato, venire qua all'interno dello scavo e avere la possibilità con i nostri operatori, con la nostra archeologa, a poter avere contezza dello scavo e a vederlo proprio dal vivo. È un'attività che in questi decenni abbiamo sempre sostenuto e che ha dato un ulteriore tassello importante di approfondimento culturale verso i visitatori che vengono a vedere i nostri approfondimenti scientifici. Ci troviamo in un quartiere residenziale che abbiamo convenzionalmente chiamato come il quartiere a nord della Collina dei Templi. È un quartiere che abbiamo recuperato a seguito di indagini preventive che il parco ha realizzato per il posizionamento di un nuovo impianto idrico e che ci sta restituendo dei dati interessantissimi che riguardano la topografia di quest'area della città e anche la storia appunto del popolamento di questa parte della città. Il dato topografico che stiamo recuperando è quello relativo all'impianto urbano, per cui anche qui abbiamo recuperato l'impianto urbano che già è noto nel quartiere ellenistico romano ed è quello che sostanzialmente con alcune modifiche è stato proposto da Griffo e Schmidt
alla metà del secolo scorso, ma che in questa parte ci ha dato delle novità che sono, come dire, relative al rapporto dell'impianto appunto coi corsi d'acqua che già in passato attraversavano la città e che hanno determinato in qualche modo delle scelte urbanistiche importanti. L'altro dato che riguarda appunto la conoscenza dell'impianto di questa parte della città è quello che stiamo cercando di recuperare verso sud, cercando appunto di ricostruire il passaggio dall'area residenziale all'area pubblica religiosa e di individuare appunto il percorso antico, la via sacra greca, quella costruita appunto nella Kragas greca, che permetteva appunto la comunicazione tra la città dei vivi e la città degli dei. All'interno dei singoli isolati abbiamo già individuato alcuni lotti edilizi all'interno dei quali stiamo scavando delle case che ci stanno dando dei risultati davvero straordinari. In particolare ci troviamo in questo momento nell'area della casa che abbiamo denominato Settima D, che ci sta restituendo un momento fondamentale che segna, possiamo dire, la storia della città di Akragas, che è il 406, ovvero il momento in cui la città viene distrutta dai cartaginesi. Abbiamo individuato una casa standard, una casa che risponde al modello della casa Pastas, con un portico appunto rivolto verso sud, e questa casa documenta il momento della distruzione del 406 ad opera dei cartaginesi, quando appunto i cartaginesi entrano dal mare, arrivano in città e distruggono tutto quello che trovano, dopo appunto che la città era stata abbandonata dagli stessi acragantini. L'immagine che ci restituisce lo scavo è un'immagine davvero emozionante e molto coinvolgente, perché sotto i crolli dei tetti noi troviamo la vita interrotta, la vita quotidiana degli acragantini interrotta all'improvviso. Troviamo il racconto di tutti gli aspetti della loro quotidianità, dalla cottura dei cibi alla conservazione dei cibi, ai luoghi in cui si fermavano per mangiare, agli oggetti legati alle piccole attività domestiche quali la tessitura. Abbiamo veramente un racconto che ci fa vivere dentro queste case, recuperando appunto in tutto questa città del 406 a.C. che, come sappiamo dalle fonti antiche, è stata abbandonata rapidamente e con angoscia dagli abitanti, costretti dai generali acragantini ad andare via come profughi e a salvarsi recandosi appunto a Gela. Promettimi che ogni anno celebrerai una messa in memoria di Gerlando Re. È quanto chiese Don Stefano Pirrera, quasi in punto di morte, a Don Carmelo Petrone, direttore del settimanale L'Amico del Popolo. Gerlando Re, giovane sacerdote, venne ucciso a Cianciana, aveva 33 anni. Era uscito in strada richiamato da alcuni spari, divenendo anche lui vittima di un folle. Ieri, per mantenere fede alla promessa, nella parrocchia San Nicola di Fontanella è stata celebrata una messa in memoria del sacerdote ciancianese. Si terrà il 6 luglio ad Agrigento un incontro nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Calogero presso la corte dell'Accademia Belle Arti Michelangelo. Il servizio sarà previsto per il prossimo 6 luglio, giovedì alle 18:30, l'incontro dedicato alla festa di San Calogero presso la corte dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, nel cuore del centro storico della città. L'iniziativa Officino di Girgenti è giunta alla sua 10ª edizione, organizzata dal Comitato per le Tradizioni Popolari Siciliane, e intende raccontare la storia del Santo Nero e le sue antiche usanze. Il comitato, nato nel 2020, è costituito da oltre 40 personalità,
tra giornalisti, scrittori, politici, artisti e tanti giurgindani legati al culto di San Calogero e alle tradizioni popolari della Sicilia. Sarà previsto un momento di offerta e distribuzione del pane di San Calogero, tradizione da custodire e valorizzare. L'incontro, animato da diversi interventi artistici, intende testimoniare la devozione e la fede verso San Calò, rilanciando la sua opera religiosa e spirituale. Saranno altresì consegnate delle targhe speciali a famiglie di portatori e devoti della festa che tramandano a figli e nipoti la devozione del santo e alle sue credenze popolari. Cappeggia, venimi vicino, quando ti tocco d'ogni voglio, vieni con mia che dai a passare, mentre manca papà e mamma, prendi la mano e balla con mia, prendi la forte, non la lasciare, tutta forza, tutto mi vedi, mi ha avuto petto, ma senti il re, ai ai ai, ai ai, quando spazio non amore, ai ai ai. Sant'Antonio Abate, patrono di Castrofilippo, verrà festeggiato solennemente con un ricco programma tra fede e spettacoli. Venerdì alle 21 sul palco sono previste le esibizioni della piccola Mia Arnone, giovane talento finalista della trasmissione di Rai 1 The Voice, assieme a Ilari Alaimo. Sabato 24 alle 21:30 ci sarà la Sagra del Pane Benedetto e degustazione di ricotta. Domenica, per la giornata conclusiva, benedizione del pane e degli animali, messa e processione per le vie del centro e fuochi d'artificio in piazza Giovanni XXIII. Nuovo libro di Maria Concetta De Marco dal titolo Sogni blu, edito da Medinova. La presentazione alla Farm di Favara, il servizio di Arturo Cantella. Maria Concetta De Marco oggi alla Farm presenta Sogni blu, ecco, un libro sicuramente interessante. Perché leggerlo? Perché leggerlo? Perché aiuta a sognare bene, secondo me, perché i racconti hanno tutti un happy end e comunque insomma sono edificanti dal mio punto di vista. Cosa c'è di autobiografico o di fantasioso nel libro? No, c'è molto di autobiografico, soprattutto in alcuni racconti. Io non ho problemi a dire che per esempio La vetrina è un racconto estremamente autobiografico. Questo non è il tuo primo libro, vero? No, questo è il terzo. Il primo si intitola Specchio blu, il secondo Ali blu e il terzo Sogni blu. Ma non è una trilogia, non è una trilogia, tengo a precisarlo. Medinova oggi alla Farm alla presentazione del libro di Concetta De Marco. È un libro che abbiamo avuto già modo di presentare in altre città, in altri posti e oggi però si presenta a Favara e in particolare all'interno della Farm Cultural Park. È un ritorno qui anche di Maria Concetta perché abbiamo anche gli altri volumi presentati in questo posto. Un posto magico che si prepara alla seconda biennale, alla prossima biennale delle città del mondo nei prossimi giorni e quindi Sogni blu approda è un momento importante. È un libro scritto in una forma stupenda, racconti al solito come gli altri due volumi e qui però Maria Concetta De Marco si è superata per qualità di scrittura e per
veramente valore narrativo e culturale. Sono una serie di racconti nei quali Maria Concetta ci porta in un mondo fatto di tradizioni, fatto di valori, fatto di grande ricerca storica, e quindi diventa un modo per immergersi all'interno di realtà lontane. Maria Concetta De Marco riesce benissimo, con un linguaggio semplice ma molto ben ritmato, a trasportare il lettore proprio in una esperienza di immersività, perché descrive i particolari con una dovizia veramente eccellente, e perché comunque lancia dei messaggi assolutamente straordinari: l'amore in tutte le sue forme, e poi ancora la giustizia e il piacere di riscoprire ciò che è il nostro passato. Apertura straordinaria fino al 25 giugno della piramide 38° parallelo di Fiumara, collocata a Motta da Fermo. La Valle della Lesa è un susseguirsi di antichi borghi e opere d'arte. In questo luogo sorge infatti uno dei più importanti progetti di land art d'Europa, la Fiumara d'Arte, un grande museo d'arte contemporanea a cielo aperto, una fusione simbiotica tra uomo e ambiente, voluta da Antonio Presti, artista e mecenate che con passione e caparbietà ha creato un meraviglioso paesaggio d'arte unico al mondo, che ogni anno attira in Sicilia turisti provenienti da ogni parte. La Fiumara d'Arte di Antonio Presti è una realizzazione di opere moderne e contemporanee, un po' sulla scia di quello che la buonanima del senatore Corrao ha realizzato a Gibellina, e che in questo territorio, che è appunto quello della Fiumara d'Arte, che va da Tusa sino a Santo Stefano di Camastra, salendo per Reitano, Mistretta, passando da Castel di Lucio, Pettineo, Motta, ha visto la realizzazione di opere, diciamo, di architettura e di scultura moderna, realizzate in cemento armato, realizzate in ferro, realizzate con materiali della nostra epoca, perché questi sono i materiali della nostra epoca, che può in qualche modo impressionare, come dire, il cittadino degli anni 2000 o comunque il turista del terzo millennio. Le opere della Fiumara d'Arte sono state utilizzate da importanti cantanti, da importanti studi e aziende di gioielleria, per raccontare le loro performance migliori, e quindi possono essere utilizzate da ogni turista per realizzare delle performance personali che altrimenti in altri posti non sarebbero realizzabili. L'invito a visitare la Fiumara d'Arte nella Valle della Lesa è un invito che vi facciamo, invitandovi a soggiornare anche nelle case di Motta da Fermo, che sono il balcone dei tramonti. I tramonti di Motta da Fermo vi consentono di vedere quasi tutta la Fiumara d'Arte. A Messina si è svolto un corteo al villaggio di Torre Faro per dire no al ponte sullo stretto. Ha molto più senso di prima, perché vogliono fare passare quest'idea che siccome è stato fatto il decreto, il meccanismo del ponte è già avviato. In realtà il decreto stesso non mette assolutamente nulla, nel senso che semplicemente riavvia l'iter, ma non c'hanno in questo momento né il progetto né i soldi per farlo il ponte. In ogni caso il ponte, diciamo, un'opera di questo tipo non è legittimata finché il popolo non la legittima, e con la manifestazione di oggi noi dimostreremo che la popolazione messinese e calabrese, siciliana e calabrese, non vuole il ponte sullo stretto. Per noi è decisivo, oltre alle nostre idee, al fatto che abbiamo dimostrato che il ponte è insensato, dimostrare anche che il ponte non ha il consenso. C'è una legge addirittura, però il no è sempre più forte, perché il no viene
dalla necessità di avere conferme in tutte invece le cose importanti che ci servono, che non ci sono. Noi vogliamo 1000 sì, l'unica cosa che non ci serve è il ponte. L'utilità di questo feticcio è praticamente solo per chi pensa di vivere di propaganda, è un ricatto il ponte. Noi in un posto del genere dobbiamo creare servizi, organizzazione per valorizzarla al massimo. La nostra ricchezza è lo stretto, non è il ferro sullo stretto. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. Siamo alla pagina sportiva, Carmelo Lentini ci parla della promozione in Serie D del Siracusa e anche ci parla dell'Akragas. Il Siracusa batte l'Enna e conquista la tanda agognata Serie D in occasione della finale playoff. È stata una gara vincente, quella vista e seguita al De Simone, combattuta ma sostanzialmente corretta e soprattutto dai due volti. In vantaggio con il solito Agudiak che di testa coglie il 7 sul diagonale di Cocimano ed ecco l'Enna a passare in vantaggio. Nel secondo tempo è tutta un'altra storia, infatti il Siracusa appare più deciso e anche più preciso nei dialoghi e raggiunge il pari con Belluso. Il Siracusa ormai lanciatissimo approfitta in pieno degli errori difensivi della squadra ospite per andare in gol con Arquin, mentre nei minuti di recupero fissa il risultato sul 3-1 il bravo Palermo. Al triplice fischio finale, tripudio con pacifica festosa invasione di campo dei supporters azzurri. Adesso le squadre siciliane che hanno diritto di partecipare al prossimo campionato di Serie D sono Aciriale, Akragas, Canicattì, Licata, Nuova Egea Virtus, Ragusa, San Cataldese, Sant'Agata, Siracusa e Trapani. Infine, in casa Akragas, in attesa che si ufficializzino i primi colpi di mercato, dopo l'arrivo del tecnico Marco Coppa, del nuovo direttore generale Graziano Strano e del responsabile dell'area tecnica Santo Russo, alla Corte Biancazzurra arriva un nuovo responsabile dell'area scouting. Si tratta di Giuseppe Lopresti, classe 82, che collaborerà sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Anche lui proviene dal città di Taormina. Ancora calcio, Pietro Sciotto chiude le porte a Fabrizio Mannino per la vendita del Messina. Dottore Mannino, dopo la conferenza di ieri c'è stato anche un piccolo confronto con i tifosi, ci sono novità, l'ha sentito il presidente Sciotto e se è ancora ottimista? Ieri ci è sembrato comunque ancora un po' ottimista nel dire sono qui, aspetto, voglio raggiungerlo questo accordo. Come ho detto ieri infatti in conferenza stampa, io resto a Messina, non mi muovo e spero che questa situazione finisca e che si possa addivenire a questa acquisizione del Messina. Oggi c'è una data importante, spero che vengano onorati gli impegni, poi ci troveremo credo a un tavolo e risolveremo. Il Presidente non mi ha chiamato, ma l'importante è che faccia quello che deve fare. Cosa vi siete detti con i tifosi, questa accoglienza che ha avuto ieri, forse è stato il primo impatto di fatto con i gruppi Ultras? È stato un bellissimo impatto, una grande soddisfazione, sono felice, sono contento, spero di ricambiare in futuro questa accoglienza molto calorosa. Ci crede ancora a questa acquisizione? Sì, ci credo ancora. Perché investire a Messina? Perché nel calcio a Messina è una piazza storicamente importante che ha bisogno probabilmente di investitori, di questa iniezione di fiducia. Investire a Messina è per me importante, l'ho detto anche in conferenza stampa, anche per una ragione affettiva. Mi sento un siciliano, ormai sono messinese, ho seguito tutte le partite l'anno scorso, credo di essere veramente già un tifoso. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.